boato, acqua dappertutto e poi un silenzio infinito. Longarone non c'era più. Ho detto, non ci credo. Il più grande disastro ambientale mai accaduto al mondo provocato dall'uomo. Ma perché? Si sapeva, ma perché? Hanno ammazzato 2000 persone e hanno rovinato la vita di chi è rimasto. Le immagini sono crude, l'impatto emotivo ha la potenza di un pugno nello stomaco che lascia senza respiro. Per il 9 ottobre 2019, a 56 anni esatti dal disastro del Vajont, in 50 sale cinematografiche italiane saranno proiettati 2 docufilm: Vajont 63, Il coraggio di sopravvivere di Andrea Prandtstraller e Vajont, una tragedia italiana, diretto da Nicola Pittarello. L'evento, che in provincia di Belluno sarà al Cinema Lumière del capoluogo, all'Officinema di Feltre e a Santo Stefano di Cadore, è un progetto curato da Venice Film e realizzato in collaborazione con la Regione, la Provincia, il Comune di Longarone, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, la Fondazione Vajont e Treviso Film Commission. L'evento, preceduto da una conferenza stampa di commemorazione al Senato, è stato presentato lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia e racconta la tragedia immane, conseguenza di precise colpe umane, attraverso la voce dei superstiti, sopravvissuti e dei soccorritori, oltre alla ricostruzione del processo dell'Aquila con l'ultimo contributo del giudice istruttore Mario Fabbri, scomparso lo scorso maggio. Mi sono posto molte volte la domanda, senza trovare una risposta nei fatti, se la lezione del Vajont sia servita a qualcosa o no. Il 9 ottobre, sottolinea il presidente Luca Zaia, è una data divenuta un monumento morale contro il più incauto e incosciente sfruttamento della natura da parte dell'interesse dell'uomo. È una ferita atroce e mai rimarginata nel cuore di molti nostri corregionali. È un monito affinché la politica sia buon governo, capacità di prevenire e intervenire creando condizioni di sicurezza e sia strumento essenziale per dare sempre garanzie di giustizia.